Allora chiedo adesso all'ingegner Giovanni Zarotti, Consorzio Venezia Nuova, di fare il suo intervento che concerne il progetto di messa in sicurezza dell'isola di San Marco dalle acque alte. Giovanni Zarotti è un ingegnere con grande esperienza, direttore tecnico e responsabile dell'area ingegneria della società Tetis. Ha lavorato molto in campi che appunto ci interessano, soprattutto in particolare dell'Arsenale di Venezia. Ci presenterà il quadro generale degli interventi di protezione dell'isola di San Marco. Io passerei la parola all'ingegnere Zarotti ringraziandolo. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio anch'io dell'occasione, dell'opportunità di questa presentazione. La mia intende essere un'illustrazione abbastanza breve e sintetica per lasciare poi la parola ai progettisti che illustreranno in modo più dettagliato gli interventi. L'introduzione è relativo al progetto più generale di salvaguardia dell'isola di San Marco, progetto che si colloca nell'ambito delle iniziative del Proiettorato alle opere pubbliche del Triveneto e che appunto intende risolvere i fenomeni di allagamento della piazza per quelle maree che non sono gestite ovviamente dalle quote di salvaguardia a cui interviene il sistema MOSE. Questo in quanto, ed è bene ricordarlo, le strategie di difesa della laguna di Venezia vedono una sinergia tra il sistema MOSE a cui è delegato e deputata la difesa dalle acque alte, medie e alte ed estreme e quelle invece delle difese locali che già il Comune di Venezia e il Proiettorato stesso hanno nel tempo avviato e che consistono sostanzialmente nell'innalzamento della pavimentazione fino alla quota appunto di circa 110 cm. Questo ovviamente nella logica di portare a un funzionamento e un'attivazione del MOSE il più rado possibile con evidente beneficio in termini di interferenze con il traffico navale in ingresso e in uscita attraverso le bocche di porto dalla laguna e ovviamente interferendo il minimo possibile sugli scambi idrici tra mare e laguna che comunque il MOSE con la sua chiusura comporta. Come si diceva già in precedenza, la piazza è caratterizzata certamente dalle aree con quote più basse di tutto il centro storico ed è quindi di tutta evidenza che la frequenza della sommergenza della piazza è tra le più elevate che abbiamo in centro storico. L'area interessata dall'intervento è quella rappresentata all'interno di questo perimetro azzurro e appunto coincide sostanzialmente con un'ampia parte dell'isola di San Marco. Quest'area è stata in realtà già oggetto di alcuni interventi più o meno recenti volti proprio a questa salvaguardia che hanno visto in particolare alcuni anni fa un intervento sul bordo della riva lato bacino San Marco con la sistemazione del paramento di sponda e la parziale riconfigurazione della pavimentazione al fine appunto di conseguire la quota di salvaguardia. Successivamente è stato fatto un intervento puntuale di consolidamento delle fondazioni del campanile e in tempi più recenti invece è stato portato avanti un primo stralcio che ha riguardato appunto la protezione dell'area antistante la basilica e il nartece della basilica stessa. In questa immagine si coglie attraverso i colori le altimetrie della piazza e si vede appunto come un'ampia parte sia caratterizzata da quote intorno ai 70 cm e come si diceva prima quindi la frequenza degli allagamenti è evidentemente molto, molto alta. L'allagamento della piazza, così come un po' in generale per Venezia, avviene con diversi meccanismi. Abbiamo in particolare a livello di una certa quota di marea la tracimazione dal bordo e quindi dalla riva dell'acqua, ma ancor prima
che questo fenomeno si manifesti, principalmente la piazza inizia ad allagarsi per il fenomeno di risalita della marea attraverso i cunicoli e i gatoli che dovrebbero drenare le acque di pioggia, che in un meccanismo diciamo, di funzionamento idraulico inverso vengono invece allagate dalla marea e la marea fuoriesce dalle forine delle caditoie. Un ultimo meccanismo è invece quello di un parziale fenomeno di permeazione dell'acqua all'interno del terreno sottostante alla piazza e quindi di moti di filtrazione che poi generano fuoriuscite dalle interconnessioni della pavimentazione, anche qui dell'acqua della laguna. Senza entrare ora nel merito dei singoli interventi che verranno descritti adesso dai progettisti in maniera più diffusa, mi preme richiamare solo alcuni elementi principali. Ovviamente gli interventi hanno avuto l'obiettivo di sanare e porre rimedio a quei 3 fenomeni di allagamento che dicevo prima. Conseguentemente gli interventi consisteranno principalmente nel completare il raggiungimento delle quote delle pavimentazioni sul bordo alla quota del 110 con interventi puntuali e alla intercettazione dei cunicoli di drenaggio delle acque bianche in corrispondenza della loro uscita nei canali attraverso valvole di intercettazione. Il tutto fatto con una logica che ha privilegiato ovviamente il rispetto del costruito e del patrimonio storico-monumentale enorme che contraddistingue la piazza. Conseguentemente si è cercato di privilegiare interventi conservativi di restauro e rimessa in pristino dei cunicoli esistenti e dall'altra si è anche cercato di non intervenire con scavi all'interno del sedime appunto dell'area marciana per quelle che sono le necessarie opere invece del sistema di sollevamento dell'impianto di drenaggio delle acque di pioggia, che è comunque necessario prevedersi in quanto è sempre possibile un evento di pioggia in concomitanza con un evento di acqua alta. Per tale motivo avendo i cunicoli intercettati per non consentire la risalita dell'acqua all'interno degli stessi, deve essere effettuato un sollevamento meccanico delle acque di pioggia e questo è stato fatto ricavando una stazione di sollevamento non all'interno, come dicevo, del sedime della piazza, bensì su una sorta di pontile in aggetto che diventa una sorta di pontile tecnologico all'interno del quale sono collocati questi dispositivi. Lascerei per ora la parola ai colleghi e vi illustreranno in dettaglio quello che vi ho anticipato. Vi ringrazio e vi saluto. Allora, ringrazio l'ingegner Giovanni Zarotti per il suo intervento molto interessante e molto chiaro anche. È ora la volta dell'architetto Francesco Lanza, che in qualche modo si collega in maniera funzionale con l'intervento precedente, perché l'architetto Lanza è stato incaricato della progettazione funzionale alla realizzazione delle opere di salvaguardia dell'insula di San Marco dalle alte maree. A lei la parola, grazie. Bene, buonasera a tutti, ringrazio il Presidente e i consiglieri dell'invito. Mi accingo a presentare appunto il progetto generale di messa in sicurezza delle acque alte di Piazza San Marco, che è stato sviluppato in atti da Costruttiva Mate e Tetis SPA su incarico del Consorzio Venezia Nuova del provveditolato interregionale. In questo caso appunto riassumo molto brevemente appunto i precedenti interventi già eseguiti al Ministero delle Infrastrutture su Piazza San Marco, quindi un primo progetto sviluppato alla fine degli anni 90 di impermeabilizzazione che adottava un approccio ingegneristicamente piuttosto invasivo con la completa impermeabilizzazione del sottosuolo e la sostituzione dell'attuale rete storica di cunicoli con un nuovo sistema a sollevamento meccanico che ha avuto poi appunto come già illustrato da Zarotti un primo stralcio esecutivo che ha visto la sistemazione e il rialzo del molo prospiciente il bacino. Successivamente agli interventi di consolidamento dell'apparato fondazionale del campanile è stato
sviluppato come progetto dalla Procuratoria del Genere Rinaldo il progetto per la tutela del Natece e delle aree limitrofe, che è stato ultimato nel 2019. Il progetto generale della piazza è stato avviato come sviluppo nel 2017. Il progetto preliminare è stato ultimato nel 2019, sempre nel 2019 è stata realizzata una prima campagna di indagini per migliorare il quadro conoscitivo relativo alle aree. Il progetto definitivo generale è stato ultimato ad inizio del 2020, ha ricevuto le approvazioni della Sovrintendenza della Commissione di Salvaguardia nell'ottobre dello scorso anno ed un primo stralcio esecutivo di intervento è stato presentato al Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato nel gennaio di quest'anno. Sostanzialmente il progetto si dà come obiettivo la protezione della piazza dai fenomeni di sommergenza e ovviamente l'arresto dei fenomeni di degrado ad essa connessi. Evita interazioni o alterazioni di quello che è evidentemente il patrimonio monumentale circostante, mira a minimizzare l'impatto archeologico e a mantenere invariato il regime idraulico del sottosuolo e quindi a massimizzare il recupero del sistema di drenaggio esistente. Allo stesso modo, nella strategia di cantierizzazione si è immaginato appunto un intervento per lotti per minimizzare appunto gli impatti e i disagi ai residenti e alle attività economiche. Quindi i criteri progettuali sono quelli di mantenere sostanzialmente inalterate a sistema non attivo le condizioni idrauliche di funzionamento della rete di drenaggio della piazza, fare in modo che comunque anche quando il sistema sarà attivo e potrà essere attivato il sollevamento meccanico, le modalità con cui la rete storica dovrà essere cimentata non saranno diverse da quelle diciamo naturali. E massimizzare peraltro all'interno delle opere da realizzare il recupero e la riutilizzazione delle opere già realizzate negli interventi precedenti dal provveditorato e realizzare l'intervento per stralci in modo da avere un progetto che presenti un elevato grado di sperimentabilità, di progressività, reversibilità e sperimentabilità. Come anticipato da Ingegner Zarotti, evidentemente questo non è un progetto a sé stante, ma fa parte del sistema di salvaguardia della città e quindi tiene conto evidentemente dei sistemi di protezione a contorno garantito dal sistema MOSE, che fa sì che all'interno della laguna il livello massimo delle maree non possa superare i 110 cm. Ugualmente si confronta anche con il sistema già esistente ultimato che protegge il Natece e le aree perimetrali della Basilica, e che di fatto è stato anche in qualche modo un cantiere sperimentale che ha dato in termini di approccio metodologico anche lo sviluppo dei presupposti per il progetto della piazza. Un ulteriore elemento che viene incluso nel progetto è l'intervento ultimato appunto nei primi anni 2000 dal provveditorato con il primo riordino della rete scolante del Molo, dove è stato realizzato un manufatto diciamo, di drenaggio di carattere moderno di sezione importante che rappresenta un vantaggio strategico attraverso una sua possibile la sua inclusione nelle opere di tutela della piazza. Qui vediamo schematicamente riassunto un po' l'ordine progressivo con cui i diversi sistemi di protezione potranno essere attivati. Quindi ad oggi risulta già attivo il sistema di protezione al Natece, che presidia un'area molto limitata ma evidentemente delicatissima, tra quote di maree comprese tra i 55 cm e circa i 90 cm, che è la quota massima oltre la quale avviene la tracimazione del sagrato e quindi l'acqua entra all'interno della basilica. Il progetto di protezione della piazza andrà quindi a raccordare queste quote, quindi prevedendo un'attivazione da circa ai 70 cm, che è la quota oltre la quale l'acqua comincia a uscire dalle caditoie e dai bussoloni più bassi della piazza, fino ai 110. Il 110 è si riferisce a una condizione di marea statica. Evidentemente il bacino di San Marco è estremamente esteso, in particolare in caso di presenza di venti dal quadrante di sud-est c'è un contributo significativo delle onde, quindi il progetto tiene anche conto della necessità di dover integrare la protezione delle quote
rispetto a un possibile sovraccarico appunto indotto dalle tracimazioni per le onde da vento. Evidentemente i tre sistemi operano con frequenze molto differenti ed evidentemente queste sono inversamente proporzionali all'estensione delle aree che vanno a proteggere. Sempre molto sinteticamente, rispetto ai meccanismi che causano sostanzialmente l'allagamento della piazza, vediamo qui riassunti gli approcci e le soluzioni proposte. Quindi la prima problematica, che è quella della risalita della marea dei cunicoli, è stata affrontata attraverso una ricostruzione completa, attraverso analisi storica. Su questo abbiamo avuto anche il supporto dell'Università UAV dal punto di vista del reperimento documentale e analisi delle fonti, e quindi con la finalità appunto di ricostruire lo stato della rete. Allo stesso modo, come accennato in precedenza, in caso di compresenza di precipitazioni e fenomeni di marea, vi è la necessità di introdurre un sistema di sollevamento meccanico per evitare che gli allagamenti avvengano non per acqua alta, ma per il stagno delle acque di pioggia. La ricostruzione della rete ha consentito sostanzialmente di individuare due principali tipologie di intervento. Una è legata alla necessità di riordinare i tratti di fognatura mista bianca e nera nella parte settentrionale della piazza, e inoltre ha consentito di individuare i 4 punti principali dove la rete si interfaccia con i corpi idrici esterni. Per quanto riguarda viceversa la realizzazione del sistema di sollevamento, questo, come anticipato, verrà realizzato in radice all'attuale pontile del Todaro. Viceversa, per i fenomeni di sormonto, evidentemente è condizione assolutamente necessaria che l'intero perimetro si trovi a quota 110, e questa condizione è facilmente ottenibile attraverso rialzi localizzati e concentrati essenzialmente in 6 punti, con una percentuale estremamente limitata di aree che verranno rialzate ma meno di 10 cm di fatto. Allo stesso tempo la tematica della protezione da eventi di tracimazione indotti da onde da vento impone la necessità di rivedere la funzionalità dell'attuale frangionde che è a servizio della darsena delle gondole. L'ipotesi di progetto è quello di sostituirlo con un manufatto sempre galleggiante, ma che abbia, diciamo, una capacità maggiore e quindi sia in grado di ridurre onde da 50 cm che rappresentano il limite massimo che è stato studiato con l'Università di Padova e che è atteso da, diciamo, fenomeni meteorologici che hanno un tempo di ritorno ragionevole, e portarle a 20 cm. Il terzo elemento che era affrontato nel progetto degli anni 90 legato agli allagamenti per moto di filtrazione, le indagini geotecniche integrative che sono state realizzate hanno evidenziato che sostanzialmente al di sotto della pavimentazione della piazza, una quota variabile da meno 3 metri fino a meno 6, c'è una presenza pressoché continua e diffusa di limi argillosi che rappresentano sostanzialmente un'impermeabilizzazione naturale. Conseguentemente la diffusione per filtrazione avviene solo negli strati superficiali, che sono quelli appunto dove c'è il sottofondo della pavimentazione che è realizzato in sabbia o comunque per esistenze archeologiche o comunque elementi derivanti da demolizioni precedenti, quindi uno strato relativamente permeabile, ma allo stesso tempo questo strato non è in comunicazione con l'esterno se non attraverso eventuali dispersioni dei gattoli, quindi quando queste vengono escluse di fatto non ci sono particolari problematiche legate ai moti di filtrazione. Come accennavo, appunto, nello sviluppo del progetto è stata essenziale la ricostruzione delle geometrie della rete storica, che è stata, diciamo, sviluppata partendo da un documento principe che è rappresentato dalla mappa stilata dal Berchet in occasione del rifacimento delle pavimentazioni avvenuto a fine 800 e che restituisce
in qualche modo il documento unitario più esaustivo sul sottosuolo della piazza. Sono passati appunto 150 anni, quindi evidentemente i tracciati sono stati verificati per individuare eventuali anomalie o, diciamo, interventi successivi. Sono state fatte alcune indagini non invasive con georadar e con tomografie elettriche per appunto avere verifica della presenza e delle posizioni dei cunicoli o di eventuali sottoservizi dismessi, tipo la vecchia rete gas dei lampioni, che potrebbe essere comunque un veicolo di diffusione dell'acqua, e sono state poi realizzate delle videoispezioni nei tratti e nei nodi idraulici più significativi, questo anche per avere maggior contezza di quelle che sono le condizioni dei cunicoli stessi, sia in termini di presenza di sedimenti sia che di degrado delle murature. Il risultato appunto è stata una mappa che incrocia tutti questi elementi e che ricostruisce sostanzialmente il tracciato dei cunicoli storici, che è appunto la base anche per la progettazione idraulica del sistema. Si prevede sostanzialmente il risanamento della rete, un approccio che, come accennavo prima, è stato alla base dell'intervento conclusione del 2019 per la tutela del Nartece. Vediamo qui una sequenza sullo stesso cunicolo che vede appunto la messa in luce del manufatto storico, che vedete nella prima diapositiva è praticamente pieno di sedimento, la sua pulitura, il risanamento delle murature e la creazione interna di una piccola cappa in calcestruzzo armato per migliorarne l'idraulicità e ripristinare sostanzialmente la sezione idraulica preesistente. Si vede qui chiaramente il confronto tra una condizione pre-intervento e post-intervento, dove oltre a un evidente recupero della capacità di invaso dei manufatti, si osserva anche che il sistema di drenaggio della piazza, che avviene attraverso le forine, quindi piccoli fori appunto che attraversano la pavimentazione e che poi convogliano l'acqua direttamente nel cunicolo, in questo caso viene recuperata e ricostruita in modo da prevenire eventuali dispersioni del sottofondo all'interno del cunicolo, cosa che viceversa avviene in manufatti estremamente antichi, dove spesso le malte di allettamento sono quasi completamente decoese. Il recupero del cunicolo tende ha evidentemente un suo ripristino idraulico, ma ugualmente non tende a una impermeabilizzazione totale. Questa è cercata soltanto nei cunicoli perimetrali, che quindi devono isolare la rete dall'esterno, mentre all'interno della piazza il progetto prevede comunque di mantenere un grado di permeabilità per consentire quel drenaggio naturale già esistente da parte della rete e quindi consentire un miglior controllo anche del livello dell'acqua nello strato di sottofondo delle pavimentazioni. Come accennavo prima, tra gli interventi di recupero della rete devono anche essere risolte tutte le problematiche di promiscuità tra acque bianche e acque nere. In particolare nella porzione nord della piazza si ha una condizione di comunicazione diretta di molte delle calli che portano appunto verso Callarga San Marco con il sottopassante di Callarga San Marco, che è di fatto un manufatto idraulico di sezione importante, quasi un rio interrato, che mette in comunicazione il Rio di Palazzo con il Rio del Cavalletto. Questo manufatto, realizzato negli anni 40 dell'Ottocento, funziona da grande collettore fognario di tutto l'abitato e allo stato attuale quindi i reflui neri sono parzialmente veicolati all'interno della rete della piazza attraverso le calli. È una condizione evidentemente non ammissibile. Conseguentemente il progetto prevede lo sgancio degli scarichi neri e la creazione di una nuova condotta che ripristini il collettamento degli stessi
verso il sottopassante di Calle Larga. Viceversa i cunicoli in muratura storici verrebbero risanati e ripristinati, ma mantenuti in comunicazione con la piazza, ma destinati alla raccolta delle acque piovane. In questo modo viene completamente eliminata la risalita dalla parte nord di eventuali, diciamo, acque di marea che, penetrando attraverso gli scarichi fognari, potrebbero arrivare alla piazza. Questo consente inoltre anche di ridurre il numero di manufatti di regolazione. Quindi in generale il riordino, come dicevo, prevede la sigillatura e quindi la separazione delle acque bianche e delle acque nere nella parte nord, un piccolo riordino lungo il fronte sud di Palazzo Ducale attraverso la chiusura di alcune comunicazioni del cunicolo, viceversa il ripristino del collegamento idraulico alla rete della piazza, che era stato dismesso contestualmente agli interventi di robustamento alla facciata di Palazzo Ducale di Forcellini, e poi alcuni interventi di ripristino, diciamo, di occlusioni storiche che sono state realizzate tutte nell'Ottocento in prossimità di Bacino del Seolo e lungo le procuratie nuove. Questo riordino consente di fatto di ridurre i punti di comunicazione della rete della piazza con l'esterno a soli 4 punti principali, che verranno presidiati con valvole, quindi diciamo potrà essere gestita con relativa facilità sia operativa che di manutenzione la disconnessione della rete dall'andamento della marea. I punti corrispondono all'immissione sul bacino Seolo, quindi nella parte nord, dove appunto esiste un collettore di sezione importante voltato, realizzato contestualmente al bacino e poi diciamo, ristrutturato durante i lavori di ripavimentazione della piazza a fine 800. Qui si prevede l'installazione appunto di un apparatoio di ghigliottina. Un ulteriore, diciamo, cunicolo è quello che passa al di sotto delle procuratie nuove e mette in comunicazione il Rio della Luna direttamente con la piazza. Si tratta probabilmente di un collegamento che integra parte dei cunicoli collegati al sistema dei pozzi del primo cortile, e si prevede la realizzazione anche qui di una valvola da collocarsi all'interno del cortile completamente, diciamo, nel sottosuolo a scomparsa. La scelta appunto di adottare diciamo dei sistemi idraulici semplici e collaudati che consentano anche che garantiscano una notevole affidabilità e una limitata manutenzione. Un'ulteriore valvola verrà integrata all'interno del cunicolo in calcestruzzo realizzato nei primi 2000 lungo il molo, e sarà una valvola temporanea, perché poi questa verrà smontata e rimontata quando verrà realizzato poi il pontile destinato ad ospitare il sistema di sollevamento. L'ultima valvola è quella di cui si prevede l'installazione in Cale della Canonica, dove preesiste un cunicolo piuttosto profondo di sezione però inferiore. In questo caso, quindi, per contenere gli ingombri si è adottata la soluzione di una valvola a farfalla. Io adesso cederei la parola per il completamento della presentazione all'ingegner Lino Pollastri di Mate, che proseguirà nella presentazione degli interventi di progetto. Buongiorno, sono Lino Pollastri di Mate, un ingegnere idraulico. Insieme a Tetis appunto abbiamo curato la progettazione di questa opera particolarmente interessante e allo stesso tempo complessa. I meccanismi li abbiamo già visti, so che dopo queste slide saranno consegnate, quindi avrete modo di consultarlo singolarmente. Io cercherò appunto di spiegare e completare il percorso che abbiamo fatto dal punto di vista ingegneristico, che è stato alla base del progetto di risanamento. L'allagamento per sormonto. La quota del marginamento noi l'abbiamo considerata a proteggere la quota 110, che è un ragionamento fatto su un livello statico della marea. Abbiamo detto che il Mose porterà il livello in laguna dell'acqua a quota 110.
I lavori fatti all'inizio degli anni 2000 sul marginamento però prevedevano una salvaguardia operativa del MOSE a quota 100, quindi era stato rialzato fino a quota 117, vai alla slide successiva, grazie, era stato alzato, se riesce a far vedere col mouse la parte azzurra, Francesco, certo. sì, del molo, era stato alzato fino a quota 117 quel livello, appunto pensando a una quota di marea esterna a quota 110. Mentre nella parte più a nord della piazza si vedono delle aree azzurre che sono inferiori a quota 117, a quota 110, per cui il nostro intervento prevede, puoi andare avanti di una slide, il rialzo delle pavimentazioni, però per piccole sezioni, perché complessivamente parliamo di circa 280-300 metri quadri, quindi fondamenta di bacino orseolo, in modo tale da impedire all'acqua di entrare nella piazza. Analogamente sempre del lato bacino orseolo abbiamo il sottoportico del Cavalletto, che rappresenta ha una quota molto bassa e consentirebbe quindi un ingresso di portata notevole all'interno della piazza. Sono altezze di pavimentazioni modeste dell'ordine di una decina di centimetri al massimo, che verranno raccordate con pendenze decisamente modeste all'interno sotto il 3%, anche per consentire di non avere gradini sulle pavimentazioni. Altro punto critico, torna indietro, scusa Francesco, è l'angolo di Palazzo Ducale, fronte del molo, dove la pavimentazione è a quota 90 e noi abbiamo previsto con la consulenza e supporto del professor Piana delle opere mobili rimovibili a presidio di quell'angolo. Altro punto critico è il molo, nel senso che abbiamo un fronte del molo diverso e anche con delle quote altimetriche diverse di fronte alla colonna del Todaro oppure alla parte del Palazzo Ducale. E qua abbiamo previsto un rialzo della pavimentazione. Ci sono ovviamente altre criticità, che sono le porte d'acqua. Generalis ha già di fatto completato l'intervento, sempre dalla parte del bacino orseolo, di protezione per impedire ingressi in piazza di attraversamento degli edifici esistenti. Puoi andare avanti, grazie. Questo per preservare la piazza da allagamenti in condizione diciamo statiche, però sappiamo che il vento può avere un effetto deleterio sull'altezza dell'onda. In questo senso il Dipartimento di Ingegneria di Padova, con il professor Roll in prima fila, ha condotto diverse simulazioni idrauliche, facendo dei modelli per calcolare il sovralzo d'onda e determinare la quota massima e l'onda significativa che ha determinato è di 50 centimetri, nel senso che se noi abbiamo il livello della marea a quota 110, dopo dobbiamo considerare anche l'altezza d'onda significativa che rischia di sormontare il molo. Infatti abbiamo tre condizioni sul molo. La prima, diciamo ad ovest della colonna del Todaro, dove abbiamo un fronte molto ristretto, una banchina a parete verticale, col colmo a 110, però a soli 5 metri dalla riva, con un'estensione di 20 metri. La seconda tipologia, grazie, che individui la zona, è sempre una banchina a parete verticale, però il colmo, che a quota 117, è più lontano dalla riva, di circa una quindicina di metri. L'ultima, che è la zona C, che è una banchina a gradoni, ha il colmo a quota 117, che si vede segnato in rosso, proprio quello, a circa 20 metri. Questo cosa significa? Che nella modellazione, nel modello fisico che è stato fatto a Padova per valutare l'effetto dell'onda sul sormonto, immagine successiva, grazie,
Sono stati determinati i livelli della portata in funzione della velocità del vento e delle caratteristiche tipologiche del marginamento. Nelle condizioni peggiori, quindi senza nessun tipo di intervento sul molo, lasciando quello che c'è adesso, avremo una portata in ingresso in piazza di 3 metri cubi al secondo. Questo significa che un impianto di smaltimento è a livello di un impianto di bonifica idraulica di campagna. Vai avanti, grazie. Le soluzioni che abbiamo in accordo sempre con l'Università di Padova adottato sono queste. Bisogna ridurre l'onda incidente. Abbiamo detto che i frangionde che ci sono adesso sono per un bacino di calma delle gondole, non riducono l'onda al massimo a un 20 cm di onda trasmessa, per cui servono dei manufatti di frangionde di una certa massa in grado di contrastare e ridurre le condizioni massima di onda che va a infrangersi sul molo. Noi abbiamo previsto in questo senso dei frangionde un fronte continuo, che è l'immagine in alto a destra, a protezione del molo, che deve consentire peraltro il passaggio delle imbarcazioni e del sistema anche delle gondole, ma anche del carico e scarico delle merci lungo il molo centrale. Però visto la tipologia di pavimentazione e di caratteristiche altimetriche del molo, dobbiamo pensare anche a qualcosa in più. Dove il molo abbiamo visto che è solo 5 metri dal colmo, quindi nel tratto che avevamo identificato inizialmente come A, abbiamo previsto un sistema frangionde, che è l'immagine bassa inferiore, sì, esterno al molo, che consente appunto di smorzare l'onda. Ovviamente questa è stata calcolata anche per le spinte che avrà da sotto per l'effetto dell'onda. Questo consente di ridurre la tracimazione all'interno. A fianco, dove ci sono i moli di attracco delle gondole, saranno poste delle barriere mobili che saranno chiuse nei momenti critici. Per semplificare, sono io le chiamo tavolette, ovviamente questo è un semplificare un po' il progetto. Comunque è una specie di parapetto, ma basso 20-30 cm, in grado appunto di limitare il sormonto dell'onda. Vai avanti, grazie. Altro meccanismo delicato, estremamente delicato, di salvaguardia della piazza è allagamento per sovrapposizione di eventi di pioggia e di alta marea. Noi abbiamo detto che quando l'alta marea è prevista a quota 110, anzi a dire il vero la quota di previsione a quota 70, noi chiuderemo le valvole in modo tale da impedire la risalita dell'acqua di marea all'interno della piazza. Però in caso di pioggia, come facciamo a smaltire le acque di precipitazione? Vai avanti, grazie. Abbiamo quindi realizzato, con la supervisione del professor Salandin, sempre dell'Istituto di Ingegneria Idraulica di Padova, un modello idraulico. L'area è stata discretizzata in tanti sottobacini, sono stati ricostruiti in un modello tutti i tratti dei gatoli esistenti, in modo tale da capire qual è il sistema di smaltimento dell'acqua sia in condizioni normali che in condizioni estreme. Vai avanti, ecco, perfetto. Il punto critico su cui abbiamo ragionato molto col professor Salandin è stato: come facciamo a tarare il modello? Quindi sono state fatte diverse simulazioni di svuotamento rapido per capire, aprendo nel modello gli scarichi, che direzione prendeva l'acqua e se era conforme, compatibile con quello che avevamo verificato e le nostre conoscenze del sottosuolo. Vai avanti, grazie. Altro sistema di taratura, un po' empirico ma decisamente funzionale, è stato quello di vedere il comportamento in una giornata. Con l'architetto Lanza
il giugno 2019 eravamo in piazza e abbiamo fotografato istante per istante le risalite dell'acqua attraverso i gattoli, e nella modellazione abbiamo tarato il modello in modo tale da avere la sovrapposizione tra l'effetto del modello e l'effetto fisico che avevamo visto all'interno della piazza. Le modellazioni sono state diverse considerando diversi tempi, slide precedente, scusa. Sì. Abbiamo calcolato con diversi tempi di ritorno, quindi con durate di piogge diverse, ipotizzando anche un sistema di smaltimento mediante pompe, e dopo parleremo del molo, con diverse capacità delle pompe, in modo tale da capire anche quello che potrebbe succedere all'interno della piazza nel momento in cui il sistema non è ottimale. Noi avevamo previsto alla fine un impianto da 700 litri al secondo, però la modellazione abbiamo visto che, però sappiamo quali sono i limiti delle modellazioni, in determinate condizioni di tempo di ritorno e durata potrebbero non essere necessarie tutte quante le pompe. Il nostro obiettivo era quello di verificare appunto la capacità delle pompe per non prevedere l'allagamento del Nartece, che sapevamo essere a quota 0,89 su Punta della Salute. Quindi abbiamo trovato l'evento critico, che è per una pioggia con tempo di ritorno 10 anni, di durata 15 minuti. Avete visto, abbiamo fatto simulazioni per diverse durate, con una precipitazione di un'intensità di 134 mm all'ora e uno smaltimento e sollevamento di 450 litri al secondo. Come ho detto prima, abbiamo progettato poi l'impianto finale con una portata di smaltimento di 700 litri al secondo. Dove l'abbiamo messo? È stato fonte di riflessioni. L'obiettivo era di posizionarlo in un punto facilmente accessibile. È fondamentale questo elemento per il mantenimento della piazza, per cui in caso di fuoriservizio, di problemi di alimentazione, di controllo, deve essere raggiunto immediatamente. L'unico punto dove potevamo posizionarlo è sotto il pontile del provvitorato, per cui l'abbiamo realizzato in sagoma. All'interno della struttura, dell'ingombro fisico di quello attuale, noi realizzeremo un impianto ovviamente in calcestruzzo, con dentro il sistema delle pompe. Ovviamente tutto quanto sarà automatizzato e controllato sia sul posto che da remoto. Infatti si vede un elemento prefabbricato in legno in modo tale da poter controllare istante per istante il funzionamento e il controllo non solo del sistema puntile ma anche del sistema delle valvole. Vai avanti. Il funzionamento del puntile è questo: quota di marea 70, il sistema è aperto e la piazza funziona con la circolazione naturale, quindi all'interno l'acqua dei gattoli passa attraverso l'impianto che non funziona. Nel momento in cui la marea arriva a quota 70, vengono chiuse le valvole che abbiamo visto prima posizionate nei punti strategici della piazza e inizia a funzionare il sistema di sollevamento. Questo ha un duplice significato. Può essere appunto tarato nel tempo, nel momento in cui si capisce quali sono le dinamiche all'interno dei gattoli. In caso di previsioni di eventi meteorici estremi, il sistema potrebbe essere chiuso prima di quota 70 in modo tale da consentire già uno svaso dei volumi d'acqua contenuti all'interno dei gattoli. Allora, la piazza fino a quota 89 ha un volume di invaso di circa 400 metri cubi, ordine di grandezza. All'interno dei gattoli, se svuotati, potremo raddoppiarlo. Ovviamente queste sono condizioni limite, questo consente una gestione oculata dopo nel tempo di tutto il sistema. Ovviamente
nel momento in cui il livello della marea scende e possiamo tornare a uno scarico a gravità, l'impianto ovviamente si spegne e lentamente riprende il suo naturale andamento. Vai avanti, grazie. Noi, come ha detto prima l'architetto, a febbraio abbiamo consegnato il primo stralcio temporale del progetto esecutivo del sistema d'azione della piazza, dove erano stati previsti gli elementi base che consentono, nel momento in cui sono realizzati, un presidio della piazza e una riduzione della possibilità di allagamento. Sono interventi legati al perimetro, al riordino fognario, che è una delle principali criticità e messa in difficoltà dell'impianto del Nartece, in quanto ci sono degli scarichi neri che nel sistema di interconnessione dei gatoli rischiano di compromettere l'efficienza delle pompe esistenti, l'installazione delle valvole di intercitazione e altri interventi accessori, in modo tale da consentire immediatamente a questo cantiere lo sviluppo anche di altri cantieri, che sono la realizzazione del pontile con l'impianto di sollevamento, i frangionde e tutto il riordino della rete interna dei gatoli, che diciamo è l'ultima cosa nel momento in cui abbiamo completato le condizioni al contorno. L'ultima slide, avevamo ipotizzato la cantierizzazione. Sappiamo, e voi sapete meglio di me, che Piazza San Marco è decisamente delicata e ogni intervento deve essere concordato con molti portatori di interessi. La nostra cantierizzazione era stata sviluppata per cantieri minimi, in modo tale da limitare gli impatti e consentire il mantenimento dei plateatici esistenti, se non durante il periodo di intervento sul piccolo cantiere. Erano cantieri di dimensioni 20 metri per 8 metri, previste 2 squadre operative, in modo tale da limitare le interferenze, e questo primo lotto, questo primo stralcio temporale era stato previsto della durata di circa 8 mesi. E i successivi stralci sarebbero a completamento di questo. Nel giro di 3 anni l'obiettivo era realizzare la salvaguardia della piazza. L'ultima immagine appunto faceva vedere quali erano le dimensioni di questo campo base di cantierizzazione, e con questo io ho finito e lascio la parola. Bene, mi sembra che abbiamo concluso questa fase, ringraziamo molto tutti gli intervenuti. Mi sembra che manca un intervento, vero? L'ingegner Sorrentino. Sì. Francesco Sorrentino è dirigente dell'ufficio tecnico del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche del Triveneto. È responsabile del procedimento per la protezione dell'isola di San Marco dalle acque alte. Darei a lui la parola. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'Ateneo Veneto, ringrazio il Presidente e consiglieri della Municipalità di Venezia per questa opportunità. E probabilmente mi tocca la parte più difficile come relatore, visto che sono l'ultimo relatore, quindi l'attenzione come no mando. Ringrazio i progettisti, ringrazio l'ingegner Rinaldo per il progetto delle barriere in vetro e ringrazio l'architetto Lanza, l'ingegner Pollastri e l'ingegner Zarotti, che hanno saputo illustrare in maniera compiuta l'oggetto dei 2 interventi. Tra un po' vi mostrerò le diapositive, perché il mio intervento riguarda i costi e i tempi, ma immagino la cosa più importante che è all'interesse di tutti è in che tempi vengono posti in essere questi interventi. È stato molto interessante dal punto di vista tecnico vedere l'illustrazione dell'architetto Piana, ma questo è servito anche per capire il perché dei 2 progetti, il perché delle barriere in vetro e il perché della sistemazione dell'isola di San Marco.
C'erano alcune tesi che dicevano basta intervenire semplicemente sulla difesa dell'insula in modo da portare la difesa a 110, come è stato illustrato dai progettisti di Tetis, Mate e Costruttiva, e invece l'intervento delle barriere in vetro, a parer mio, è un intervento assolutamente necessario. Ricordo a tutti quanti che le barriere in vetro è un'opera provvisoria, quindi durerà il tempo strettamente necessario, 1 anno e mezzo, 2, per portare a compimento tutti gli interventi dell'insula di San Marco. Come diceva infatti l'ingegner Pollastri, come ha illustrato nel progetto di presentazione, il progetto di difesa dell'insula di San Marco, in questa fase noi andremo a realizzare un primo stralcio funzionale e quindi successivamente si realizzeranno gli altri interventi. In questo primo stralcio funzionale verranno messe in sicurezza Piazza San Marco per eventi di un certo tipo, quindi non ci saranno il vento, non 10 in condizioni di eventi e precipitazioni atmosferiche e quant'altro, proprio perché è un primo stralcio funzionale e nel mentre dovremo attendere l'intero progetto nella sua complessità per dire la Piazza San Marco è completamente difesa a quota 110. Perché le barriere in vetro? Perché sono importanti anche queste barriere? Abbiamo visto i danni, come illustrava l'architetto Piana, di quello che sono le conseguenze dei danni conseguenti dall'acqua salmastra della laguna di Venezia. Quindi anche realizzare queste barriere per una durata magari anche di solo 2 anni non solo è una prevenzione per un danno economico, forse anche superiore della spesa che si va a realizzare per fare questa difesa in vetro, ma anche perché noi dobbiamo tutelare un patrimonio storico e artistico che è unico, quindi non è solo un danno economico che noi andiamo a evitare, ma anche la possibile perdita di un patrimonio che abbiamo visto dalle foto crea dei grossissimi danni. Come dicevo, ringrazio della presentazione, io sono il dirigente dell'ufficio tecnico della Regione Veneto e del Provveditorato alle opere pubbliche e sono anche il responsabile del procedimento dell'intervento della sistemazione dell'insula di Piazza San Marco. Come vi dicevo, l'iter amministrativo per quanto riguarda il progetto delle barriere in vetro protezione Basilica di San Marco era già iniziato nel 2020. Era stato esaminato una prima versione del progetto definitivo che era stato reso disponibile dalla Procuratoria di San Marco, quindi il progetto prima versione elaborato dall'architetto Piana e dall'ingegner Rinaldo, già reso disponibile a gennaio del 2020. Successivamente ci sono state delle, diciamole così, delle opportunità, delle integrazioni e quant'altro, e quindi una versione aggiornata del progetto definitivo è stato approvato nel Comitato Tecnico Amministrativo il 23 giugno 2020. Successivamente si sono avuti degli step in commissione salvaguardia di varie versioni e l'ultima versione è stata approvata nel 2020. Ora siamo in attesa della stipula del 49esimo atto attuativo alla Convenzione del 1991, che è la Convenzione madre con il Consorzio Venezia Nuova, il concessionario, per un importo complessivo di 4,4 milioni di euro. Il finanziamento è a valere su un capitolo di bilancio del Ministero ex Infrastrutture e Trasporti, ora Mobilità, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, che solo per onor della cronaca è il 7187 Piano Generale 12, che ha previsto un'assegnazione
al provveditorato alle opere pubbliche pari a 7.913.000 euro annui per il triennio 2020-2022. Questo è per l'inquadramento. L'importo dei lavori da affidare sono poco più di 2 milioni di euro e l'importo complessivo del quadro economico è 3.500.000 euro. Il tempo di esecuzione previsto sono 90 giorni perché, come ha illustrato l'ingegner Rinaldo, sono i tempi necessari per la produzione in stabilimento dei vetri e nel frattempo si può dar corso a quegli interventi per la realizzazione delle fondazioni, dei pilastrini e quanto necessario per poi la posa successiva delle vetrate. Sicuramente interessante i tempi necessari per la consegna e l'ultimazione. Come vi avevo anticipato prima, dovrà essere stipulato tra il concedente, cioè il provveditorato alle opere pubbliche, e il consorzio concessionario il 49esimo atto attuativo, che sarà esaminato fine mese nel CTA, che è calendarizzato per il 28 aprile del 2021. Si potrà quindi procedere alla consegna dei lavori, come si suol dire, sotto riserva di legge, ai sensi degli articoli 32, comma 8 e comma 13 del decreto legislativo 50 del 2016, che è il codice sui contratti pubblici. Questo perché il 49esimo atto attuativo ha un importo complessivo di 4,4 milioni di euro, quindi essendo al di sotto dei 5 milioni di euro non va al preventivo controllo della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto. Quindi si può ipotizzare come tempistica di poter effettuare la consegna dei lavori nelle more appunto di registrazione del decreto di approvazione dell'atto attuativo e di impegno di spesa il 15 maggio 2021. Quindi è verosimile che si possano ultimare per circa il 10 agosto, metà agosto del 2021 le opere, in modo da avere la protezione delle barriere in vetro già pronta per la prossima stagione autunnale, dove saranno previste come al solito le acque alte. Invece, per quanto riguarda la protezione della piazza San Marco, dell'intera insula e del primo stralcio esecutivo che abbiamo esaminato, solo per titolo di cronaca, il progetto definitivo era stato esaminato ed approvato nel Comitato Tecnico Amministrativo del 23 giugno del 2020. Successivamente il provveditorato aveva richiesto al concessionario di predisporre quantomeno un primo stralcio esecutivo per far sì che si potesse avere un primo lotto funzionale degli interventi che potesse garantire una minima difesa della piazza San Marco a quota 110. Il concessionario ha aderito, ha assegnato lo sviluppo della progettazione esecutiva a Lati Tetis Costruttiva Mate, che aveva già curato la progettazione definitiva, e a metà di gennaio di quest'anno è stato presentato al provveditorato, consegnato ufficialmente il progetto esecutivo del primo stralcio, che è stato esaminato in maniera favorevole nel CTA del 27 gennaio 2021. Anche in questo caso siamo in attesa della stipula di un ulteriore atto attuativo, il 50esimo in questo caso, alla convenzione originaria del 91, per un importo complessivo di circa 13,8 milioni di euro, sempre a valere sui finanziamenti che vi avevo precedentemente comunicato, che sono delle annualità sul triennio 2020-2022. In questo caso l'importo dei lavori del primo stralcio da affidare al concessionario sono circa 6 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo, dove sono previsti anche spese tecniche, IVA e quant'altro, ammonta a 11 milioni e mezzo circa di euro. Il tempo di esecuzione dei lavori, come già precedentemente illustrato, sono 240 giorni.
I tempi della consegna, in questo caso non si potrà dar corso a una consegna urgente sotto riserva di legge, perché essendo il 50° atto attuativo di importo superiore a 5 milioni di euro, dovremo attendere il controllo di legittimità dalla sezione della Corte dei Conti competente. E quindi i tempi tecnici per avere questi pareri, per avere anche la registrazione del decreto per l'impegno di spesa, verosimilmente potremmo stimare la consegna dei lavori per metà di quest'estate. Ho messo una data, 10 luglio 2021, perché è probabilmente una data veritiera. In questo caso l'ultimazione stimata dei lavori è 10 marzo 2022, quindi andiamo ben oltre la stagione dell'acqua alta attesa per il periodo di ottobre e dicembre 2021. Questo va maggiormente a valorare la necessità di intervenire con urgenza con il primo progetto di messa in sicurezza, quantomeno della Basilica di San Marco, con il progetto delle vetrate. Non entro nel merito non ho voluto riproporre gli interventi dei 2 progetti esecutivi, perché li hanno così ben illustrati i precedenti relatori, quindi mi scuso se non ho avuto modo di fare una presentazione così bella e così esaustiva come hanno fatto i colleghi del consorzio, i progettisti e lo studio Rinaldo. Mi sono semplicemente dilettato a scaricare da internet alcune foto di sfondo su questi dati che vi ho semplicemente letto. Su una cosa mi sono soffermato. Su questa slide ho voluto riproporre una fotografia, non per il suo valore simbolico, che è il tanco dei Serenissimi del 9 maggio del 1997, ma mi sono semplicemente ispirato a un noto architetto non veneziano che nella sua presentazione della sua versione delle barriere in verde di Piazza San Marco aveva proposto esattamente questa foto. Perché dico questo? Mi sono, come dirigente del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, ho la convinzione, anche sulla scorta del mio incarico di responsabile del procedimento dei lavori della messa in sicurezza del nartece della Basilica di San Marco, dell'importanza di valorizzare le competenze, le esperienze e la professionalità dei progettisti e degli operatori economici che conoscono il territorio, la realtà veneziana e il contesto in cui si va a realizzare. Faccio un esempio banale. Per l'intervento per la sistemazione dei gattoli e la difesa dagli allagamenti per le acque medio-basse del nartece, che ha difeso il nartece da tutti gli allagamenti che si verificavano per maree da 68 a 86-87 centimetri, abbiamo operato nel contesto di Piazza San Marco, con tutta una serie di difficoltà che ovviamente sono note ai professionisti, ai progettisti e alle imprese che usualmente intervengono in questo contesto. Piccoli esempi pratici. Chiaramente non tutti sanno, ma gli operatori che lavorano in centro storico a Venezia sanno che per l'approvvigionamento e la logistica in Piazza San Marco si possono effettuare esclusivamente dalle 22 della sera fino alle 6 del mattino. Dopo ogni fornitura, ogni approvvigionamento, anche per gli esercizi commerciali, è vietato. Abbiamo avuto anche tutta una serie di difficoltà perché vi è solo un pontile per avere da utilizzare per gli approvvigionamenti dei materiali ed era in uso anche all'approvvigionamento del cantiere della sistemazione dei giardini reali. Inoltre tutta una serie di prescrizioni necessarie per il contesto in cui si andava a operare. Ricordo che questi progetti, come il progetto per la sistemazione del nartece dagli allagamenti da 68 a 86,
è stato sottoposto all'esame della Commissione per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduta dal prefetto di Venezia, dove sono state date tutta una serie di prescrizioni finalizzate non alla sicurezza del cantiere, bensì alla sicurezza per possibili attentati, per possibili manifestazioni e azioni che potevano essere di conseguenza. Tanto per chiarire, l'organizzazione del cantiere è stata fatta per step funzionali e sono state richieste tutta una serie di misure e approntamenti finalizzati proprio alla tutela per la sicurezza a rischio attentati. Sono stati quindi implementate il sistema TV a circuito chiuso, collegati e interfacciati con la sala operativa della Questura e del comando della Polizia Urbana del Corpo dei Vigili Urbani di Venezia. È stata richiesta come prescrizione la vigilanza armata H24 per tutta la durata dei lavori e altre cose di questo tipo. Mi premeva ricordare questo perché gli interventi di che trattasi non possono in questo caso essere affidati al primo operatore economico che si rende disponibile. Volevo per questo ricordare la professionalità, l'esperienza, la competenza e l'unicità di queste competenze degli architetti, degli ingegneri veneziani e delle imprese che operano nel tessuto storico artistico. Scusatemi per questa mia osservazione, ma pensavo fosse assolutamente indispensabile da precisare. Ringrazio, ho finito la presentazione. Bene, grazie. Con l'intervento dell'ingegnere Sorrentino, che ringraziamo, molto interessante anche questo, abbiamo chiuso gli interventi per questa prima iniziativa del nostro programma dedicato a Piazza San Marco e a tutte le iniziative in corso. Ora è il momento delle domande. Non so se ci sono domande, quindi chiedo al consigliere Bernstein di darci il quadro delle domande eventualmente che sono state poste. Al momento non ho nessuna prenotazione nella chat Zoom e penso che o li abbiamo stesi o soddisfatti completamente con le presentazioni. Tante informazioni, così chiaro che non c'è necessità di domande. Quindi non posso che ringraziare tutti quelli che hanno permesso di realizzare questa giornata e sperare di riuscire a farne delle altre sugli altri progetti che interessano la piazza. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci alle prossime iniziative.